Buongiorno, benvenuti anche quest'anno alla consueta marcia del Crostolat che si svolge qua a Purgesimo come già da parecchi anni. Che dire, il tempo tiene, regge bene, speriamo vi divertiate. La marcia sempre consiste in una marcia di 7, 11 e la variante di 13 km per chi vuole fare una sgambata in più. Niente, vi auguro una buona giornata e che vi divertiate. Ok, alla prossima, ciao a tutti. Gira, gira il mondo, e gira il mondo e giro te, mi guardi e non rispondo, perché risposta non c'è nelle parole. Bella come una mattina d'acqua cristallina, come una finestra che mi illumina il cuscino, calda come il pane, ombra sotto un pino, mentre t'allontani stai come forever. Lavoro tutto il giorno. Buongiorno, come siamo qua a Purgesimo? Cosa ne pensa della marcia? Abitiamo vicino qua, siamo di Manzano, pertanto va bene venire su, sì. No? Oggi non sta è lontano. Abbastanza freschi. Anche fresco, sì. È vero, il percorso non era male, vero? Bene, benissimo. Bene, bellissimo. Okay. Tanta natura, tante piante, sì. Tanti frutteti, vigneti, di tutto. Ecco, ok. Di tutto. Va bene, allora la ringraziamo noi qua e buon proseguimento di marcia. Grazie. E tutto il giorno penso a te, e quando il pane forno lo tengo caldo per te. Chiara come una bici, come un lunedì di vacanza dopo un anno di lavoro. Bella, forte come un fiore, dolce di dolore, bella come il vento che t'ha fatto bella, amore, gioia primitiva di saperti viva, vita piena, giorni e ore, batti cuore pura, dolce. Ciao, eccoci qua, questo qua è il nostro amico Petris, qui sempre presente. Niente, come ti pare la marcia, insomma, tutto bene? Bellissimo, non avrei mai immaginato, perché è la prima volta che faccio questa marcia qua, no? Hai fatto la staffetta? Sì, sì, ti conosciamo. È un bel contesto, bellissimo. Il contesto nella natura. Il tempo. Oggi aiuta anche il tempo, perché mi pare che l'anno scorso era molto caldo, il dopocorsa che è sempre molto impegnativo anche quello. Famoso. Bene, allora un buon proseguimento di marcia, mi auguro che tu faccia la salita adesso ovviamente. Tanto anche a voi, perché vedo che siete abbastanza, anzi di più. Questo sì, foraggiati, il ristoro aiuta molto, ci vuole. Addirittura chiedo sempre un bicchiere di rosso, perché ormai alla mia età è l'unico sostegno. Appunto. Altre cragnismo. Bravo. Benissimo. Buon lavoro e ciao. Ciao. Dolce ma riposa, nuda come sposa, mentre t'allontani stai come forever. D'acqua cristallina come una... Eccoci qua. Perché buongiorno. non corri oggi? Perché ho qualche problemino. Comunque vedo che comunque tu sei molto allenata. E tu dovevi correre, no, tu non stai però, qua. Ti intervisto io, ma perché non corri? Qua no, volevamo sapere insomma se sei soddisfatta di questa marcia, una bella... Sono venuta proprio per
Sì, quindi... dato che non c'è verità di classifica, te la godi. Ecco, esatto, è anche bello godersela così. Bravi anche per... Un grazie, un grazie anche ai organizzatori qui a Purgesimo. Mi conferma, grazie per il... Una finestra che mi illumina il cuscino, calda come il pane, ombra sotto un pino, come un passaporto con la foto di un bambino, bella come un tondo, grande come il mondo, calda di scirocco e fresca come tramontana, tu come la fortuna, tu così opportuna, mentre da lontani stai come forever, bella come un'armonia, come l'allegria. Eccoci qua dunque alla conclusione di questa marcia di Purgesimo, la marcia del Crostolat. Che dire, un ringraziamento agli oltre 500 partecipanti, quindi di nuovo un grazie e speriamo di avervi qua il prossimo anno perché sappiamo che vi piace. Passo la parola al collega di Dolegnano. Il gruppo Alpini Dolegnano assieme all'associazione Chi di Dolegnan e all'associazione Maratona Città del Vina vi invita domenica prossima 29 giugno alla 7ª marcia ludico-motoria tra Dolegnan e le Badie. Sono 3 percorsi, 7, 14 e 21, grande novità di quest'anno, dove potrete vedere bellissimi paesaggi. Ci troviamo alle 8 a Dolegnano domenica prossima.